Ha gettato dell'olio bollente in pieno volto ad un conoscente, è accaduto a Treviso in via Borgofuro. Una lite violenta fra due centroafricani. Si trovavano all'interno di una casa con altre due persone. È stato uno scatto estremamente violento, queste persone erano riunite in un'abitazione, c'erano delle discussioni, a un certo punto la discussione è degenerata, quindi questa persona ha preso di mira un suo connazionale, l'ha colpito violentemente, prima con dell'olio bollente. L'aggressore, pluripregiudicato e in Italia senza permesso di soggiorno, ha continuato a colpire il 26enne ripetutamente al capo con la padella utilizzata poco prima. La vittima si è accasciata a terra, ma la furia dell'uomo non si è placata fino a quando ha abbandonato l'abitazione ed è fuggito. Si è rifugiato da un connazionale poco distante dal luogo dell'aggressione. Immediato l'intervento delle volanti, degli uomini della squadra mobile e della scientifica. C'è stato l'immediato anche rintraccio dell'aggressore che ha cercato di fuggire e di mettersi al sicuro, ma insomma, questo tentativo è stato immediatamente troncato ed è stata assicurata la giustizia. Prima di essere bloccato l'uomo si è scagliato anche contro i poliziotti che sono riusciti comunque a immobilizzarlo e portarlo in questura. Grave la vittima, ricoverata in ospedale con ustioni sul 30% del corpo. La vittima sta in condizioni abbastanza serie e quindi è ricoverata in un reparto di grandi ustionati, rischia la vita, per cui l'aggressore è accusato al momento di tentato omicidio. Oltre che di lesioni, poi hanno anche provato a resistere agli agenti delle volanti e quindi resistenza a pubblico ufficiale. Altre due persone, tra cui la proprietaria della casa, una cittadina italiana, sono state portate in ospedale per essere medicate. Entrambe sono state raggiunte dagli schizzi di olio bollente. Nel corso dell'operazione la polizia ha trovato e sequestrato un piccolo quantitativo di stupefacente.